La paralisi del traffico non è certo una novità per Agrigento, ma adesso la situazione con la chiusura della galleria Spinasanta è diventata drammatica. Penalizzati sono soprattutto i residenti nei quartieri a nord come Fontanelle, i cui abitanti la mattina per recarsi al lavoro sono costretti a lunghe code sul viadotto Imera, dove viene dirottato attualmente il traffico dopo la chiusura appunto della galleria Spinasanta. Insomma, una situazione che richiede la massima attenzione da parte delle cosiddette autorità competenti, a cominciare naturalmente dal comune di Agrigento. Servono risposte alle lamentele degli automobilisti. Cosa si intende fare nell'immediato per alleviare i disagi aggravati dalla riapertura delle scuole, soprattutto dalle parti del quadrivio Spinasanta? Lo abbiamo chiesto all'assessore comunale e alla polizia locale, Gabriella Battaglia. Riapertura delle scuole con un impatto terribile sul traffico, soprattutto nella zona del quadrivio. Assessore, avete in mente qualche soluzione? Allora, in questi giorni avevamo già anche parlato con ANAS proprio per la questione del viadotto Morandi, come già ben sapete. La viabilità purtroppo nel tratto viario che conduce verso Raffadalisi con la chiusura della galleria causerà purtroppo qualche problema, però stiamo verificando qualche altra situazione in maniera tale da rendere più fruibile il traffico proprio in quella zona. A cominciare da subito, ovviamente. Certo, a cominciare da subito. Purtroppo la notizia della chiusura della galleria è di qualche giorno fa, quindi ora dobbiamo verificare quali possano essere le possibili alternative, in maniera tale da decongestionare il traffico proprio nella zona del quadrivio, che è proprio piena di scuole, tra l'altro. Intanto anche la Chiesa agrigentina, attraverso l'Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, ha fatto sentire la propria voce chiedendo soluzioni immediate al fine di agevolare la circolazione divenuta impossibile dopo la chiusura della galleria. L'ufficio della Curia chiede soluzioni anche per la statale 115 nei pressi del viadotto Salsetto, dove, come è noto, si circola a senso unico alternato con semaforo.